Buonasera signore e signori, per lo spazio consueto della Medicina e Voi, questa sera negli studi abbiamo niente poco di meno che il professor Kakamura, che parlerà sull'anatopea petitocanale dello scoreggio. Naturalmente ci sarà la traduzione simultanea del nostro Francesco Ettolo Arasotera. Buonasera professore, ci illumini su questo argomento. Gundak, Il professore ci saluta. Gundak, Dice che quando uno cercava di buttare un virus è fondamentale. diviso in 4 elementi fondamentali. Soprattutto la prima parte è aria, poi c'è molto sgruscio e poi se uno si sforza esce tutto il gas. Quando uno getta un periodo con sgruscio, giustamente si alleggerisce la pancia e si sente muscio. Acciuscione, uno ciuscia. Si sgrana tutto paro perché si suga le prune e se ne fuori. Perché quando uno si spozza la impanatura della tubulatura delle vie cacatorie si può diventare russo come sale. Perché i stronzi della valvola dello scappamento culinario si riscalda e brucia tutta la guarnizione del tubo del capo, ma subito si riprende a tannicchia. E quando uno dice abbia repito, non ascoltare a nulla. Uno ci viene di Italia e li può chittare. E il professore Kakamura ha concluso dicendo che quando uno ci viene da pigliare in periodo lo può pigliare un'ighe perché aveva il culo considera. A questo punto del programma abbiamo le telefonate in diretta per il professore. Ascoltiamola prima, vediamo. Pronto? Il professore è molto contento di questo periodo, dice che è unico nel suo genere di calibro 95. Abbiamo la seconda telefonata, vediamo chi è in linea, pronto? Il professore sta dicendo che questo non lo può calcolare perché è come se fosse un mezzo pirito, va. Abbiamo adesso l'ultima telefonata, vediamo chi è in diretta perché ha qualche cosa che non va neanche per me, comunque pronto, vediamo. E il professore Kakamura ha detto che questo periodo che abbiamo ascoltato è di razza cavallina. Vuol dire che il nostro paziente mangia abbastanza carne di cavallo e consiglia il professore di non buttarla in comitiva perché fanno un effetto di fiala puzzolente. Va. A questo punto la trasmissione, come tutte le cose, ha un termine e noi dobbiamo ringraziare il professore Kakamura che ci ha imbracchiato nella lezione del periodo. E io, conduttore di medicina, e voi vi do l'appuntamento perché guarda, mi sta andando addosso al prossimo giovedì. Buonasera. Ne ho chiesto.